Cari amici di Viaggiando con l'Arte, buona giornata a tutti. Parte una nuova puntata di quella rubrica che vi porta nel lato trevigiano e Basso Feltrino alla scoperta di arte. In questo caso, oggi, arte anche in senso di creatività. Creatività che nasce in questo caso da un lontano dopoguerra, dove c'era bisogno di partire dall'unica materia prima che c'era, l'agricoltura. Parliamo oggi di Lacme, un'azienda che ci ha portato qui a Valdobbiadene nell'era industriale, partendo proprio dall'agricoltura. Con noi l'assessore Mario Piccolo, assessore del Comune di Valdobbiadene dell'agricoltura. Ben ritrovato Mario. Grazie Luigi. Acme, una storia che ha creato quello che è oggi Valdobbiadene. Sì, Acme è nata nel lontano 1946, proprio subito dopo il secondo dopoguerra, per volontà di alcuni imprenditori della zona, lungimiranti, con l'arte legata alla tecnologia del professor Fortunato Borretto, che nel 1936 aveva inventato un motore per la Fiat, un motore polivalente. Diciamo che si era voluto a tempo cercare di meccanizzare l'agricoltura, che fino ad allora era manuale, facendo però pensando ai nostri territori. I nostri territori sono principalmente collinari e montani, quindi sono riusciti a creare un motore versatile, leggero, trasportabile, che potesse essere adattato a qualsiasi tipo di meccanizzazione, parziale meccanizzazione. L'Acme fu, come avete già detto prima, fondata nel primo dopoguerra delle persone di Valdobbiadene che sono messe insieme, e da una piccola realtà di una decina di persone, nel giro di un ventennio, trentennio, è diventata un'azienda che ha impiegato 250 persone e è riuscita a produrre oltre 60.000 motori all'anno. Di questi motori, più della metà sono stati esportati in più di 60 paesi del mondo, fino alla Nuova Zelanda, la Norvegia e il Nord America, e dimostrando così la capacità e l'ingegno dei nostri tecnici, dei nostri padri. E è chiaro che il principio che ha sempre illustrato, che ha sempre guidato la produzione dei motori Acme, è stata quella di fare dei motori affidabili e di grande qualità, e questo ha permesso che ancora adesso, dopo tanti anni, molte persone si ricordino di Acme e siano riconoscenti a questa azienda, che è nata in una zona d'Italia prettamente dedicata all'agricoltura. Ha permesso di sviluppare anche un punto di vista industriale, portando benessere e portando anche fama, a questo territorio. Assessore, quindi dopo questa brevissima carrellata che ci ha fatto il nostro caro amico, che dire, ringraziamo innanzitutto l'amministrazione comunale per il patrocinio a questa bellissima mostra e invitiamo tutti i telespettatori a venire a visitare questa mostra fino alla fine, insomma. Sì, grazie per i ringraziamenti all'amministrazione comunale, però io in questo frangente vorrei ringraziare anche tutti i collaboratori, ex dipendenti e dirigenti dell'Acme, che si sono prestati comunque a essere di grosso aiuto, e vorrei ringraziare anche quelli privati che hanno messo a disposizione le varie applicazioni che qui ci sono in mostra, delle pompe per l'irrigazione, pompe per irrorazione, e anche c'è un famoso braccio, la signora Zangola, che veniva adoperata una volta in montagna per fare il burro. Quindi ringrazio ancora tutti i miei collaboratori e grazie a te Luigi. Grazie mille. Enrico, noi ti ringraziamo. Come avete visto, carissimi amici, Viaggiando con l'Arte termina qui. Arte che naturalmente non vuol dire le classiche materie, quindi scultura, pittura e disegno, ma vuol dire anche creatività come in questo caso
caso più unico che raro a Valdobbiadene, l'ACME è nata per produrre, per riuscire a ottimizzare l'unico bene che c'era in quel periodo dopo la fame, l'agricoltura.